È semplicemente un incontro informale con i miei consiglieri, quelli direttamente eletti con le mie liste, quindi lista della Lega, della lista Zaia e della lista Veneta. È un'occasione per incontrarli, per salutarli, non li ho mai incontrati, è una roba molto informale e parleremo un po' di attività, delle attività anche burocratiche da farsi nei primi giorni e un po' anche di coordinamento, che sono tanti, mai avuto un gruppo così grande nella storia, considerate che abbiamo 42 consiglieri su 50 in regione e quindi anche un grande senso di responsabilità, non mancherò di ricordare anche questo. A questo proposito c'è qualcuno che già le ha chiesto di cambiare lo statuto, no? Perché altrimenti la minoranza non avrebbe davvero la possibilità di esprimersi. Lei ha detto ci sto pensando. No, guarda, intanto non sono io che devo cambiare lo statuto, ma il Consiglio, io non c'entro nulla con il Consiglio regionale, nel senso che il Consiglio al suo interno deciderà cosa fare. Queste sono regole peraltro stabilite proprio da chi oggi si lamenta. Molto probabilmente pensavano che i Veneti avrebbero sempre votato così in maniera molto eterogenea, il Veneti invece ha deciso di votare in maniera molto più importante un governatore. Dall'altro devo anche dire che quando tu hai il 77 quasi per cento di voti, rappresenti già la democrazia è costituita, visto che rappresenti la maggioranza schiacciante di chi poteva votare. Solo che così è difficile fare opposizione. Ma guardi, glielo dice uno, l'opposizione l'ha fatta senza tante regole, senza la possibilità di fare tante convocazioni e l'ha fatta il sindaco è anche andato a casa. Che indicazioni darà ai suoi consiglieri oggi? Allora? Ma guardate, nulla di trascendentale, penso che sia fondamentale ricordarsi che i Veneti ci hanno votato, hanno grandi aspettative, vanno assolutamente rispettati e bisogna lavorare, 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 lavorare.